Prima conferenza stampa dall'allenatore dell'Inter per Antonio Conte. Perché è stato semplice scegliere l'Inter, perché ci siamo trovati ad avere la stessa visione. Ovviamente la presenza del direttore Marotta è stato anche un incentivo in più, anche perché il direttore mi conosce bene, conosce i pregi, conosce i difetti, come io conosco pregi e difetti del direttore. Noi sappiamo di dover lavorare tanto, dover lavorare meglio degli altri per colmare questo gap, però, ripeto, noi dobbiamo partire con l'ambizione di dare il meglio di noi stessi. Stefan El Shaarawy è sempre più vicino alla Cina. Lo Shanghai Shenhua ha ormai convinto il giocatore, contratto da quasi 50 milioni per un totale di 3 anni. Mancava soltanto l'accordo con la Roma, che ora sarebbe stato trovato sulla base di 18 milioni di euro, bonus compresi. Il club giallorosso inizialmente ne chiedeva 20, esclusi i bonus, mentre lo Shanghai Shenhua non si era spinto oltre i 15. Le due società così si sono venute incontro. Sembra quasi tutto fatto quindi per il trasferimento del faraone in Cina, con i club al lavoro per limare gli ultimi dettagli. Marc Márquez centra la 10ª vittoria in carriera nel Gran Premio di Germania. Lo spagnolo, leader del mondiale, ha dominato e vinto la gara del Sachsenring, aiutato anche dalla caduta nel corso del primo giro di Fabio Quartararo, precedendo al traguardo Maverick Viñales e Cal Crutchlow. Quarto e quinto posto per le due Ducati di Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, protagonisti di una bella rimonta. Ottavo Valentino Rossi. In classifica generale Márquez comanda con 185 punti, seguito da Dovizioso a quota 127, terzo Petrucci a 121. Ora un po' di pausa per la MotoGP, che tornerà nel prossimo appuntamento a Brno in Repubblica Ceca il 4 agosto. È uno degli sport più in crescita in un mondo, quello paralimpico, già di per sé salito agli onori della cronaca ormai da molti anni. Il centro Sisport di Torino ha ospitato i campionati italiani di boccia paralimpica. 46 atleti di 12 squadre provenienti da tutta la penisola si sono affrontati in appassionanti sfide all'ultima bocciata, individuali o a squadre. Campioni in carrozzina, con disabilità gravi come cerebrolesioni marcate, amputazioni agli arti o tetraplegie, tutti uniti da un sogno che sta pian piano diventando realtà: partecipare ai Giochi di Tokyo 2020. La nazionale italiana, infatti, pur essendo la boccia disciplina paralimpica del 1984, non è mai riuscita a centrare la qualificazione. Ora però il movimento cresce a vista d'occhio, gli atleti di livello sono sempre di più. Questo è un campionato italiano unico. È il primo nel suo genere perché viene da una scrematura, quindi hanno partecipato i migliori e sempre così sarà. A tutti gli effetti è una disciplina che ha un blasone enorme rispetto a tutte le altre nostre specialità. Noi dobbiamo soltanto fare in maniera che cresca il movimento, ripeto, in tutti i territori, che c'è tanto entusiasmo intorno, ma per far sì che questa crescita avvenga bisogna creare le figure, bisogna fare formazione, creare gli arbitri, creare tanti arbitri, creare tanti tecnici e soprattutto tanti classificatori. I nuovi campioni italiani di boccia paralimpica sono Alessandro Rollo per la categoria BC1, Leonardo Stefanizzi per la BC2, in BC3 vittoria di Mirko Garavaglia, mentre in BC4 campionessa italiana è Riccarda Ambrosi, in BC5 Rosetta Vacante, mentre nella categoria BC3 coppia bis di Mirko Garavaglia assieme a Carlotta Visconti, e nella categoria squadre BC1 e BC2 vittoria della Superabili Milano. La speranza è di vedere uno di questi ragazzi tra un anno in Giappone lottare per una medaglia.